Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Marsala, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto un vero e proprio deposito all'ingrosso di sostanze stupefacenti che fungeva da laboratorio per il taglio e il confezionamento delle dosi. Da diversi giorni i militari controllavano l'ingresso di un magazzino della periferia di Marsala, fino a quando hanno fermato un incensurato del posto. Di anni 28, dopo aver aperto con le chiavi il deposito, aveva fatto ingresso nello stesso rimanendo per circa un quarto d'ora. Una volta uscito, i carabinieri lo hanno bloccato a bordo della propria macchina. A seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto nella tasca del giovane un involucro contenente 50 grammi di cocaina pura. Nel magazzino i carabinieri si sono trovati dinanzi un vero e proprio stock di stupefacenti di vario tipo, tra cui panetti di hashish, recanti addirittura le effigie di Salvatore Rina e di Matteo Messina Denaro e del noto personaggio del Padrino. I militari hanno complessivamente sequestrato 13 kg di hashish, 700 grammi di cocaina pura, 700 grammi di marijuana contenute in diversi sacchetti di plastica. Nel magazzino è stata anche trovata una macchina per il confezionamento sottovuoto, 2 bilancini elettronici e diverso materiale utile per il taglio della sostanza. Nella stessa serata sono state effettuate altre perquisizioni in varie abitazioni e autovetture nella disponibilità del soggetto fermato, rinvenendo appunti e contabilità al vaglio dei carabinieri. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 200.000 euro. Dopo la convalida dell'arresto, il GIP ha disposto l'arresto e la custodia cautelare in carcere.